Firmata la nuova ordinanza contro gli assembramenti, centri commerciali e outlet chiusi sabato e domenica, nei festivi chiusi tutti i negozi dalle 15 alle 18, in bar e ristoranti consumazione solo seduti. L'ordinanza prevede attività motorie e passeggiate al di fuori dei centri storici e delle località turistiche. Negli esercizi commerciali favorito l'accesso degli anziani oltre i 65 anni nelle prime 2 ore di apertura. Vertice in Prefettura Treviso contro gli assembramenti, intensificati i controlli nel weekend nei punti sensibili della città. Si è spento a soli 26 anni a causa del Covid Daniele Piovesani. Il giovane aveva patologie pregresse ma una vita piena e indipendente, a ricordarlo i colleghi di lavoro. Sono arrivate anche le bombole d'ossigeno all'ospedale di Valdobbiadene, che aprirà la prossima settimana per ospitare pazienti Covid a bassa intensità di cura. A mancare però è il personale. Lavoro nero e violazione delle norme anti-Covid. I carabinieri hanno ispezionato 5 aziende della Marca, scoperte 21 posizioni irregolari, sospese 2 aziende. Un anno fa, il 12 novembre, l'acqua alta eccezionale che devastò Venezia. Stasera su Antenna 3 il documentario Apocalisse a Venezia. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Sono i dati della pandemia, inevitabilmente ad aprire anche questa sera il nostro telegiornale. Sono 3.459 i casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in tutto il territorio regionale. Possiamo vedere insieme la seconda tabella di giornata di Azienda Zero. 1.260 i casi registrati solo nella giornata di oggi, ma il dato più significativo in queste ore è quello relativo ai ricoveri in area non critica, che sono arrivati al numero, lo vedete, di 1900, quindi 1900 ricoveri in area non critica, 73 in più rispetto a ieri sera. I posti letto occupati nelle terapie intensive sono 223. A Treviso nuovo record di positività nelle 24 ore, sono 781 i nuovi casi, 6 i decessi. Questo quindi il quadro, questa la fotografia di partenza, all'interno della quale c'è la nuova ordinanza della Regione del Veneto, che è stata illustrata oggi da Marghera, dal governatore Zaia. Io non la vedo come un atto d'imperio. E la vedo anche un po' come un fallimento, no? Cioè dover scrivere un'ordinanza sapendo che la stragrande maggioranza dei veneti si comporta bene. Questa è la premessa del governatore Zaia all'ordinanza in vigore da sabato fino al 3 dicembre e concordata con i colleghi di Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia per contrastare con ulteriori misure gli assembramenti visti lo scorso weekend. Ribadito l'obbligo di indossare la mascherina quando si esce di casa, il nuovo provvedimento consente lo svolgimento di attività sportiva, motoria, le passeggiate presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, mantenendo sempre la distanza di sicurezza e in ogni caso al di fuori di strade e piazze del centro storico delle città e località turistiche. L'attività motoria, la passeggiata, la corsetta si vanno a fare nelle aree periferiche, non si va nei centri abitati, e questa è una preghiera che facciamo ai cittadini. Non si va a fare la vasca, lo struscio nei corsi principali, non si va al mare per andare ad affollare le spiagge. Regolamentato anche l'accesso agli esercizi di vendita consentito ad una persona per nucleo familiare. È fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l'accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture da parte dei soggetti con almeno 65 anni alle prime 2 ore di apertura dell'esercizio stesso. Sospese nelle scuole primarie e secondarie le lezioni di ginnastica, canto e strumenti a fiato. Novità poi per bar e ristoranti. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge dalle ore 15 fino alla chiusura dell'esercizio, cioè alle 18, esclusivamente con consumazione da seduti sia all'interno che all'esterno dei locali. È vietata la consumazione di alimenti e bevande all'aperto su area pubblica o area al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi. Nei giorni prefestivi e festivi chiuse le grandi e medie strutture di vendita, sia esercizio unico che con più attività, compresi i parchi commerciali. Nei festivi chiusi anche tutti gli altri negozi, salvo farmacie e alimentari. Il sabato le grandi e le medie strutture di vendita, e quindi centri commerciali o outlet, eccetera. La domenica, oltre a questi, chiudono anche tutti gli altri negozi, tranne gli alimentari, le farmacie, le parafarmacie e le edicole.
e le tabaccherie. Nelle competizioni sportive che si svolgono in Veneto, gli sportivi e tutti gli accompagnatori possono accedere se in possesso di una certificazione di aver svolto il test in un periodo di tempo non anteriore a 72 ore prima della gara. L'ordinanza avrà l'intesa del ministro, col quale ho parlato stamattina, del ministro Speranza, che condivide, e c'è un'interlocuzione col Presidente del Consiglio per delle misure economiche. Ecco, questa l'ordinanza spiegata da Zaia. C'è un dettaglio che vi dobbiamo ribadire, possiamo vederlo direttamente dallo schermo. Questo è il testo definitivo dell'ordinanza diffuso pochi minuti fa dalla Regione, entra in vigore alle 24 del 13 novembre, quindi questa sera fino al 22 novembre 2020, quindi per 2 weekend. Questa quindi è la nuova ordinanza, il nuovo testo, le nuove misure cui si accompagna ovviamente tutto il capitolo dei controlli. Se ne è parlato oggi in prefettura a Treviso. Maggiori controlli, il must del weekend, a chiederne l'intensificazione il Ministero e a rispondere alla chiamata in prefettura le forze dell'ordine, provincia e comune riunite in un tavolo di confronto. Interventi che, alla luce dell'odierna ordinanza firmata dal presidente Zaia, saranno rivolti all'azione di controllo anti-assembramenti e a verificare il rispetto del divieto di passeggiata. Maggiore presenza da parte soprattutto delle forze dell'ordine, quindi questure e carabinieri nel territorio, quelle che sono le zone sensibili. Noi incrementeremo nei limiti di quello che possiamo fare con la polizia locale, chiederemo anche il supporto della protezione civile. Dovremo sicuramente incrementare i controlli anche in quelli che sono i plateatici, perché il momento dell'aperitivo non deve diventare una scusa per stare vicini senza mascherina, quindi l'utilizzo regolamentare dei plateatici, e poi laddove si creano degli assembramenti, attraverso la protezione civile e le forze dell'ordine, cercare di allontanarli. Ad essere attenzionate le aree di Restera, Calmaggiore, La Ostiglia, Le Mura, tutte le zone dello Struscio, vietato da sabato, dove nel weekend scorso si sono concentrati flussi di persone arrivate anche da fuori comune, a sottintendere che quello dei confini comunali sarà il prossimo nodo da sciogliere. C'erano tante persone che arrivavano sicuramente da fuori provincia e da fuori città a Treviso. Intanto l'amministrazione fa sapere che il mercato settimanale si farà con recinzioni e accessi di ingresso e uscita diversificati, che segna il ritorno alle prassi di maggio. E intanto i trevigiani si dividono tra fiducia e anche tanta stanchezza. Non c'è svolta se non appoggiare pienamente le restrizioni e vederle anche di portare a fine, perché altrimenti mi sa che non andiamo da nessuna parte. Stanchezza e fiducia, i sentimenti che campeggiano nell'animo dei trevigiani, pronti ad abbracciare le nuove misure dell'ordinanza regionale, nonostante ci sia molta preoccupazione per la tenuta economica. A partire dalla stretta sulle aperture domenicali dei negozi, tutti resteranno chiusi, fatta eccezione per generi alimentari, farmacie, tabaccherie e edicole. È un'idea giusta, perché comunque la domenica è il momento, anche il sabato, dove i negozi sono più affollati, il momento in cui la gente ha tempo libero per andarci e quindi si creano più assembramenti. Ormai l'Italia è finita, questo è quanto. E quindi secondo lei non servono restrizioni? Ormai ci sarà un tracollo dell'economia italiana a prescindere. Io, da lavorante all'interno di un negozio, è un po' un controsenso, nel senso che sì, ok, va bene chiudere, ci sta, però secondo me se venissero messe delle regole come erano e fossero fatte rispettare, secondo me andrebbe meglio. E poi il suggerimento a riservare l'ingresso nei supermercati nelle prime 2 ore di apertura agli over 65 rientra appunto nelle indicazioni di massima per permettere di fare la spesa prima a chi ha una certa età. Sono anziana e faccio la spesa a tutte le ore, ma non vado nei centri commerciali, non vado nei supermercati, compro nei negozi vicino a casa. E sulle restrizioni che cadono su Movida e rito dell'aperitivo, dove l'obbligo di consumare da seduti si aggiunge alla restrizione oraria come da DPCM. Secondo me è giusto, perché comunque così si limita il numero di persone e essendo seduti in un tavolo non si è ammassati come si starebbe in piedi.
E dietro a ogni numero che vediamo ogni sera c'è una storia, c'è una vita, come quella di Daniele Piovesan, il ragazzo di 26 anni che si è spento ieri proprio a causa del Covid. Lele, per gli amici, aveva delle patologie pregresse, ma una vita piena e indipendente. Questo il ricordo davvero commosso dei colleghi di lavoro, che lanciano anche un messaggio molto forte. Stava vivendo bene, era un periodo della sua vita molto bello che poteva durare tanti altri anni e invece si è fermato così. Sentire dire tanto aveva un'altra patologia a me fa proprio arrabbiare tanto, perché c'era una vita davanti, è una vita che si è fermata a 26 anni. Una vita davanti, un bagaglio di sogni come tanti suoi coetanei. Così Daniele Piovesan viene ricordato dai suoi colleghi di lavoro con tutto il dolore di una perdita e tutta la rabbia e l'amarezza nei confronti di chi tende a fare sgradevoli distinzioni. Vero, Daniele era affetto da nanismo e aveva per questo difficoltà respiratorie, ma la sua vita era piena, autonoma e indipendente. Alla cooperativa Comunica di Lancenigo si occupava del back office e di informatica da 3 anni. È stato assunto perché era un bravo lavoratore, uno che lavorava, uno che ci metteva impegno in quello che faceva. Non è stato assunto per altri motivi. Venerdì scorso si era presentato al lavoro, il respiro solo un po' più affaticato del solito, ma nulla che facesse presagire al precipitare degli eventi, con il ricovero in terapia intensiva al Cafoncello e alla positività al Covid. Lo stesso ufficio di Daniele viene isolato, i colleghi in quarantena che risultano negativi, colleghi che si sono stretti attorno alla sua famiglia residente a Casier e che proprio in memoria di Lele vogliono lanciare un messaggio potente. E a me non fanno paura tanto i negazionisti. Mi fa più paura sentire delle persone dire tanto quelli che muoiono sono persone anziane, tanto aveva 80 anni, tanto ne aveva 85, come se non contasse niente, tanto aveva un'altra patologia. Allora, o siamo tutti importanti, ma tutti importanti, oppure c'è qualcuno che sceglie chi è importante e chi non è importante. E nel pomeriggio intanto è arrivato anche il cordoglio dell'amministrazione comunale di Casier. Il sindaco Cararetto ha contattato i familiari di Daniele. Manca ancora il via ai funerali, anche perché tutta la famiglia di Daniele è in quarantena, quindi una situazione che è giusto raccontare proprio in questi termini. Ma a scattare una fotografia molto realistica della situazione è il primario di pneumologia del Cafoncello, Micaela Romagnoli. La situazione è piuttosto seria, è da un mese, noi abbiamo riaperto la pneumologia ai pazienti Covid dal 9 di ottobre, quindi è poco più di un mese, e la situazione è veramente molto similare, se non più seria, anche della situazione che abbiamo avuto tra marzo e aprile. A parlare è il primario del reparto di pneumologia Michele Romagnoli. La situazione è complessa, sono molte infatti le richieste anche da parte di altri ospedali per far ricoverare i pazienti Covid con gravi insufficienze respiratorie. In un solo mese sono state ricoverate 82 persone. Questi sono numeri, spiega, più alti della prima ondata. Per il momento in ospedale a Treviso la situazione è sotto controllo, ma non è da sottovalutare. Non solo, il primario ha anche sottolineato come sta cambiando la tipologia dei ricoverati. In questa nuova ondata è cambiata anche la tipologia di pazienti, cioè nel senso che non è più una malattia che colpisce prevalentemente i soggetti più anziani. L'età media è drasticamente cambiata, l'età media è drasticamente abbassata. Abbiamo persone, come avete visto dalla testimonianza, di 30 anni, 40, molti 50 anni che sono sani anche, sono persone senza comorbidità, per cui può veramente colpire tutti. Quindi non è per allarmare, perché non si sta facendo dell'allarmismo, ma si è realisti. Tornando al video postato sui social che negava la situazione di emergenza negli ospedali, la risposta è categorica e non lascia dubbi. Quello che dicono i negazionisti non è vero, e questa è una cosa veramente molto triste, è un fenomeno triste da assolutamente limitare e cercare di reprimere, perché è veramente non rispettoso per chi sta male e per il sacrificio che stiamo facendo noi sanitari. Bisogna essere responsabili, termina il primario, che lancia poi un appello a tutti i cittadini. L'appello è chiaramente di indossare
sempre la mascherina. E questo per tutti, anche i giovani. Purtroppo io a volte per strada vedo alcuni giovani senza la mascherina, sbagliano perché al di là che possono anche loro infettarsi, ma possono essere veicolo di infezioni, veicolo per i loro genitori, per i loro nonni, per i loro parenti. Altra raccomandazione è quella di cercare il meno possibile, quindi limitare i contatti con le persone. E i cosiddetti negazionisti dovrebbero farsi un giro anche al Guicciardini di Valdobbiadene, che aprirà i battenti la prossima settimana. Tutto è pronto per accogliere pazienti a bassa intensità di cura, ma manca il personale, da qui l'SOS delle istituzioni. Rivolgo soprattutto l'appello a tutte quelle persone che negli anni del passato, fino a 20 anni fa, hanno prestato servizio all'ospedale Guicciardini, e a loro chiedo di rendersi disponibili per dare una mano. Ne ha bisogno il territorio, ne ha bisogno tutta la regione, quindi sono sicuro che risponderanno all'appello queste brave persone volenterose che hanno sempre dimostrato un grande attaccamento all'ospedale Guicciardini. L'appello è accorato e arriva dal sindaco di Valdobbiadene perché il Guicciardini possa fare la differenza nella battaglia contro il Covid. I posti letto sono pronti dalla scorsa primavera e in queste ore sono arrivate anche delle bombole di ossigeno a supporto dell'impianto interno. Non si tratta, sia chiaro, di terapie intensive o subintensive, ma di postazioni comunque equipaggiate per curare pazienti con sofferenze respiratorie. Qui nel vecchio ospedale già da lunedì si potranno ospitare decine di pazienti, ma è corsa contro il tempo per recuperare personale. Una buona notizia è arrivata in queste ore. Proprio in questi momenti ho avuto notizia che 7 allievi infermieri che si laureano in questo periodo, che sono qua della zona, hanno accettato di poter venire a lavorare qua, quindi da domani faremo con loro un contratto, e quindi è importante che anche i giovani hanno dato questa risposta. In sopralluogo con il sindaco e il presidente dell'IPAB anche Rita Zago, infermiera storica del Guicciardini, prossima alla pensione. Mancano 3 mesi, ma prima ci sono una squadra da coordinare e un messaggio da lanciare. È bellissimo fare questo lavoro e quindi io spero che ci siano tantissimi giovani che abbiano la voglia di fare questa professione, perché non è degradante, ma è una professione eccezionale. A Treviso per la cronaca che si interseca sempre con la tematica del Covid, perché è entrato in un supermercato all'incrocio tra via Ellero e Viale della Repubblica senza mascherina. Quando gli è stato fatto notare, non solo si è rifiutato di indossarla, ma ha anche minacciato il direttore del punto vendita. Sul posto sono dovute intervenire le volanti della polizia. Il giovane, un 30enne moldavo pluripregiudicato, si è rifiutato di fornire le sue generalità agli agenti, scagliandosi contro i poliziotti. Infine si è gettato a terra, riportando una ferita lacero contusa alla testa, per la quale è stato trasportato al pronto soccorso. La polizia sta anche valutando l'arresto. Lavoro nero e violazione delle normative anti-Covid. I carabinieri hanno ispezionato 5 aziende della Marca, scoprendo 21 posizioni irregolari. Contrasto del lavoro nero e verifica del rispetto delle regole anti-Covid nelle aziende agricole e in quelle del manifatturiero. I carabinieri del gruppo Tutela Lavoro di Venezia e del Comando Provinciale di Treviso, in collaborazione con l'Ispettorato del Lavoro, hanno messo in campo ieri nella Marca una serie di ispezioni mirate a far emergere eventuali irregolarità. Sono quindi state sottoposte a controllo complessivamente 5 aziende, 2 del settore manifatturiero e 3 del settore agricolo. Sono state valutate 61 posizioni lavorative e per ben 21 di queste è emerso che i lavoratori venivano impiegati in nero. A Motta di Livenza 3 le aziende agricole controllate, tutte gestite da cittadini extracomunitari. Di 30 lavoratori impiegati in campi e vigneti, pakistani, senegalesi, indiani, 14 erano in nero, titolari denunciati e attività sospese. Dall'agricoltura al tessile e all'occhialeria. 4 lavoratori irregolari su 26 in un'azienda di Pederobba, 3 impiegati su 8 in una di Villorba, gestite rispettivamente da un cittadino cinese e un italiano. Anche nell'ambito dei controlli finalizzati al rispetto della normativa anti-Covid è emerso che in 2 aziende la normativa non era completamente rispettata. In questo caso è stata disposta la sospensione dell'attività fino a quando le aziende non provvederanno a ripristinare le condizioni lavorative di sicurezza necessarie per poter continuare ad operare. Elevate sanzioni amministrative per oltre 80.000 euro, altri 4.000 per violazione delle norme anti-Covid e ben 155.000 euro per una ventina di irregolarità in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.
La cronaca sindacale, contratto nazionale di lavoratori dei servizi integrati e multiservizi scaduto da 7 anni, oltre 30.000 in Veneto, circa 7.000 nella sola provincia di Treviso. Gli addetti allo svolgimento di servizi quali pulizie in ospedale, case di riposo, asili, scuole, uffici pubblici e postali, centri commerciali e quant'altro. Categoria che domani sciopererà a livello nazionale e manifesterà in piazza anche a Treviso, questo nella tarda mattinata sia davanti all'ufficio centrale di Poste Italiane che in piazza dei Signori. E a proposito di cronaca sindacale, cambio della guardia ai vertici della CISL Belluno Treviso. Il passaggio di testimone avviene in una fase quanto mai delicata che prelude a sfide complesse, quelle, dicono dal sindacato senza mezzi termini, di uno scenario post-bellico. Cinzia Bonan, segretario generale dal 2017, lascia la guida della CISL di Treviso Belluno a Massimiliano Paglini. L'ufficialità domani col Consiglio generale convocato in videoconferenza. Conclude il mandato anche Rudy Roffarè, protagonista con Bonan della fusione Treviso-Belluno. Belluno-Treviso dimostra che si può fare integrazione, Montanaro Civicus vuol dire avere i piedi per terra, però aprirsi la pianura, e questa esperienza ci ha arricchito. Operazione che Bonan sottolinea con soddisfazione, uno dei fronti che l'hanno vista protagonista in questi 3 anni. E dopo dar voce a progetti che riguardassero i giovani e il lavoro che appunto sta nascendo in questo millennio, per cui tutti i nuovi lavori che spesso, come sappiamo, vengono identificati con lavoro autonomo e di fatto insomma sono delle partite IVA molto molto fragili. Alla segreteria regionale Bonan sarà investita di deleghe chiave come politiche sociali e sanitarie, scuola, pari opportunità, temi nell'agenda anche del suo successore al provinciale Paglini. Credo che uno dei focus importanti sia quello della sanità, del pubblico impiego, che sia quello del mondo del lavoro in generale, perché ci sono situazioni difficili ma anche situazioni da rilanciare, situazioni da presidiare. Credo che la squadra che nasce, che non anticipo perché venerdì sarà avvallata dal Consiglio generale, darà risposte concrete e vere su questi temi. Adesso per noi c'è la pubblicità, a dopo. Di nuovo in studio per andare a Conegliano, dove la polizia ha identificato i 2 ladri che avevano messo a segno un colpo in una farmacia di via Istria. Si tratta di 2 georgiani di 54 e 46 anni pluripregiudicati. Sono stati identificati grazie alle immagini della videosorveglianza e al contributo della polizia scientifica. E ancora un ladro è stato fermato ed arrestato dai carabinieri della stazione di Asolo. L'uomo in trasferta alloggiava tranquillamente in un B&B dei Colli Asolani. Si tratta di un 28enne di origini rumene. A Treviso, di nuovo lungo il circuito esterno delle mura, in diversi punti per un non vedente diventa impossibile attraversare le strisce pedonali. Vediamo perché. Ci sono persone che ti aiutano appena ti vedono, ma anche se delle volte che non sei neanche disponibili per la fretta loro. E bisogna che cerchi il cicalino che non c'è o che non funziona per sapere il verde. Partiamo dai buoni samaritani del PUT per raccontare le piccole odissee quotidiane che devono affrontare i non vedenti pur di attraversare il circuito esterno delle mura di Treviso. A segnalarci il problema Armando Marton, per tutti il volto di signore e signori storico bar nel cuore della città. Da qualche anno in pensione, anche a causa di una fortissima diminuzione della vista, comunque non c'è giorno che non vada a trovare gli amici nel suo locale. Solo che, abitando fuori mura, incappa in quello che a prima vista sembra un piccolo disservizio, ma che diventa un vero e proprio dramma per chi non ci vede. Tutte le mattine alla porta Manzoni, passando il semaforo, il cicalino per noi non vedenti sono 4-6 mesi che non funziona. Io vorrei che funzionasse perché è pericoloso per uno come me che non ci vede. In effetti abbiamo verificato che i cicalini dove ci sono muti anche davanti a Porta San Tommaso, a Ponte Mazzarolli, a Porta Fra Giocondo, a Porta Santi 40, con la consapevolezza che una volta dentro un non vedente è di fatto circondato da semafori che per lui non funzionano. Dal Negro anche quel semaforo là non funzionava, il cicalino, ma adesso passo solo per Porta Manzoni.
La cosa è già stata segnalata più volte, ma a quanto pare inutilmente. Così il signor Armando ci ha chiamato anche per suggerire al sindaco, e non solo, di bendarsi gli occhi per capire cosa significa avventurarsi verso il centro guidati solo dai suoni e dal tatto. Se poi, conclude amaramente, i samaritani non arrivano, rimane un'unica soluzione decisamente pericolosa. Io devo passare col verde, non a orecchio, a rumore del motore, io devo passare col rumore del cicalino. In realtà un cicalino funziona ed è di lato a Porta Piave, mosca bianca di un disservizio che il signor Armando e non solo spera venga risolto prima che accada di peggio. Adesso a Belluno. A Belluno, dove c'è un nuovo record sul fronte del Covid, sono 325 le nuove positività nelle ultime 24 ore, con 89 persone ricoverate in subintensiva e 8 in terapia intensiva, 26 degenti negli ospedali di comunità, 3.300 complessivamente i positivi, in maggioranza seguiti a casa grazie alla rete delle USCA, vere e proprie task force operative 7 giorni su 7. La prima risposta operativa al Covid-19 è stata esclusivamente ospedaliera. Era il 21 febbraio. Il 9 marzo per decreto il Governo ha dato indicazioni ai territori per la creazione di unità speciali per garantire la continuità assistenziale a chi, pur affetto da coronavirus, non necessitava di ricovero ospedaliero. Obiettivo delle USCA: collocare il paziente giusto, nel momento giusto, nel luogo giusto. A Feltre sono nate 2 unità speciali, composte da 5 medici. Stiamo utilizzando le USCA non solo per ragioni strettamente collegate ai Covid positivi, spesso asintomatici o paucisintomatici, ma anche come attori collegati alla sorveglianza del territorio. Le USCA sono così diventate una sorta di termometro, di sentinella in tutte quelle situazioni in cui anche la componente sociale è altrettanto rilevante. Dallo scorso 24 marzo nel Feltrino si opera in rete grazie a protocolli pilota che nella seconda fase della pandemia si sono rivelati fondamentali per il contenimento dei cluster all'interno di ben 16 case di riposo. Una sorta di task force che interviene immediatamente laddove dovessero presentarsi dei cluster appunto nei centri servizio, e quindi puoi immaginare qual è il livello di tensione cui abbiamo in qualche modo dovuto assistere, di intervenire di conseguenza per far sì che questi cluster rimanessero intanto in loco, ma soprattutto non andassero ad intasare le realtà ospedaliere. La scelta del team, operativo 7 giorni su 7, è stata rapida. Il telefono squilla a ripetizione in centrale al padiglione Gaggia. Chi segue il triage ha cura soprattutto dell'aspetto umano delle relazioni. Poi via via che i sintomi si fanno più seri, noi ovviamente teniamo maggiormente sotto controllo queste persone. Il nostro primo obiettivo è stato quello, appunto, attraverso il contatto telefonico, il triage telefonico che si svolge quotidianamente e non solo. Fortunatamente non spesso segue anche un approccio di tipo fisico, nel senso dell'intervento a domicilio. Ho sempre detto ai nostri colleghi dell'USCA e anche attraverso i miei collaboratori che il primo obiettivo da raggiungere era rassicurare il paziente. Poi ci sono i controlli, 4 le denunce per violazione dell'isolamento nei confronti di altrettante persone Covid positive, e alla chiusura di una palestra nel Feltrino. All'interno dei locali di quest'ultima i carabinieri hanno sorpreso e fatto allontanare 3 clienti, sanzionata la titolare. Teatri, mostre, musei, la cultura sta pagando un conto salatissimo, ma a Belluno città si lavora in prospettiva. Se non posso far venire la gente al Fulcis, faccio arrivare nuovi pezzi e interi settori che stiamo allestendo, proprio approfittando del fatto che il museo è chiuso. La cultura è certamente uno degli ambiti che più sta soffrendo le conseguenze della pandemia. Nel caso dei musei, Belluno ha dovuto chiudere il Fulcis con 2 mostre appena inaugurate. C'è chi sta peggio di noi, con esposizioni molto costose, dice l'assessore Marco Perale, ma si guarda avanti senza fermarsi un solo minuto. Quando riapriremo
riapriremo non solo il Fulcis come lo hanno conosciuto quelli che finora erano riusciti a visitarlo, ma anche con qualcosa in più che potremo offrire ai bellunesi e ovviamente a chiunque altro anche dal resto del Veneto o del Triveneto vorrà venire a vederlo. A dimostrazione di ciò, stamattina il portone di Palazzo Fulcis ha spalancato le sue porte alle preziose casse arrivate dal Museo Correr di Venezia, che riportano a Belluno un pezzo di storia anche economica e sociale della città. Parliamo di un primo nucleo di spade realizzate dai maestri bellunesi di fama indiscussa tra il 1500 e il 1600. E ci racconta di spade che sono servite sia nelle grandi guerre che Venezia ha fatto verso nord per difendere il suo confine contro l'espansionismo dell'imperatore dell'epoca, ma ovviamente anche per tutto il 500, per tutto il 600 con la crescente potenza ottomana, quindi sono elementi che sono serviti nella storia di Venezia per almeno 2 secoli. È stato il primo vero Made in Italy, prima ancora del gelato e dell'occhiale, ha spiegato Luigino Boito del Circolo Cultura e Stampa, partner con il Comune di Belluno del progetto europeo Clang, spade di leoni e aquile, sospeso tra valorizzazione turistica, riscoperta storica e scientifica di un passato finora noto per lo più agli addetti ai lavori. Un pezzo di memoria collettiva che ora si concretizza nel museo. Esattamente un anno fa la devastante acqua alta che ha messo in ginocchio Venezia e non solo, colpendo l'intera costa. Alle 21:15 questa sera su Antena 3 vi proponiamo il documentario Apocalisse a Venezia, reportage prodotto dal gruppo Media Nord-Est che ripercorre quei drammatici giorni. Appuntamento quindi questa sera alle 21:15 su Antena 3. È davvero tutto anche per questa sera, vi saluto e vi ringrazio, ci sono le previsioni del tempo, buona serata. Il cuore vive finché ha qualcosa da amare, così come il fuoco avrà qualcosa da bruciare. Benvenuti al Meteo. L'anticiclone non molla la presa, venerdì 13 novembre ancora a tempo stabile, clima gradevole di giorno. Nel dettaglio sul Veneto avremo inizialmente nubi basse e nebbie. Le zone più a rischio saranno le aree di pianura in generale, ma anche i fondovalle prealpini. Con il passare delle ore le foschie tenderanno a diradarsi e daranno luogo a schiarite più soleggiate. Ancora probabili nebbie dopo il tramonto. Temperature minime in lieve calo tra 1 e 7 gradi, massime invece tra i 12 e i 15 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui non si escludono degli addensamenti in mattinata, a seguire invece avremo più sole un po' dappertutto. Temperature minime fino a 8 gradi, massime invece sui 13-14 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, contesto decisamente più soleggiato, qui con cielo che si presenterà al massimo velato. Temperature minime sui 2-3 gradi, massime fino ai 12-13 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Il talento è scintilla, il genio, fiamma,